Sara Favorò, regista, attrice e anche stata direttore di casting di questo cortometraggio. Com'è stato lavorare con Giovanni? Devo dire che è stata un'esperienza abbastanza entusiasmante, perché Giovanni è una persona che ha molto entusiasmo, assieme a lui anche tutti quelli che lavorano nella sua associazione. C'è proprio questo grande desiderio di far sì che la cultura siciliana non solo non scompaia, ma che sia proprio punto nevralgico di questa nostra Sicilia, proprio per avere qualcosa di serio, di importante da tramandare alle nuove generazioni, che è la nostra cultura. Per me, che opero nel settore ormai da tanti anni, è stato ritrovarmi un pochettino a casa mia, e quindi mi è venuto facile adattarmi subito, mi è venuto facile lavorare con Giovanni, che devo dire che è una persona molto disponibile, e quindi ma anche tutto il cast degli attori, dai professionisti ai dilettanti, ognuno abbiamo cercato di dare del nostro meglio, speriamo di esserci riusciti, perché è importante che la nostra cultura venga tramandata ai nostri, non solo ai nostri contemporanei, ma è importante che i nostri figli abbiano l'orgoglio di sé, abbiano l'orgoglio di dire: io sono siciliano. Come ti sei trovato a lavorare qua con i corti di Giovanni, con gente comune, gente che professionista non è? Essere professionista non significa salire sul piedistallo e giocare dall'alto, dalla cattedra, con chi professionista non è. Il professionista deve essere una persona umile, e devo dire che ho trovato un gruppo di amici, ringrazio Giovanni perché mi ha fatto conoscere un gruppo di persone stupende, graziose, veramente pronti a dare, e questo non fa altro che arricchirti. Uno impara sempre da chiunque, dalla persona più umile, dalla persona meno brava, ma ha sempre qualche cosa da insegnarti. E questa è la bellezza di questo mestiere, perché uno deve essere pronto sempre a dare, ma a prendere dagli altri. Professionisti o no? Grazie alla sua esperienza, fare sempre esperienza. Sì, praticamente sì. È uno studio continuo questo. Questo è un lavoro che è tra i più difficili al mondo, ed è un lavoro che